28 ottobre, un mercoledì sera di tensione e scontri dove frange di violenti si sono mescolati ai tanti cittadini e imprenditori che stavano manifestando contro l'ultimo DPCM. Lacrimogeni e bombe carta, sedie e tavolini lanciati contro la polizia in assetto antisommossa. Interi plateatici danneggiati e 6 agenti della polizia ferita. Dopo una nottata di indagini, 12 persone sono state fermate dalla Digos e 2 denunciate a piede libero. La successiva attività di indagine coordinata dal sostituto procuratore Marco Zanatelli e dal magistrato Giulia Da Pos della Procura per i minori di Venezia ha portato ad oggi all'individuazione di 15 persone, tutte responsabili a vario titolo di devastazione e saccheggio, resistenza e violenza pubblico ufficiale aggravate, lesioni personali aggravate, lancio e utilizzo nel corso di manifestazioni pubbliche di artifizi pirotecnici. Nella mattinata di oggi, per acquisire ulteriori elementi di indagine, sono state eseguite una serie di perquisizioni domiciliari in città e in provincia che hanno portato al sequestro di diversi capi di abbigliamento indossati nel corso della manifestazione. Tra i denunciati, tutti residenti nel Veronese, ci sono anche 6 minorenni e 4 noti militanti nelle compagini dell'estrema destra scaligera. Oltre alla denuncia, a tutti gli indagati sono state anche comminate sanzioni amministrative previste dalla normativa anti-Covid per un ammontare di circa 6.000 euro. Deferiti all'autorità giudiziaria anche un noto sostenitore dell'Hellas Verona di 58 anni con precedenti per lesioni personali, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e un titolare di un esercizio pubblico veronese.